Una tonnellata di CO2 evitata o rimossa dall'atmosfera è questo l'equivalente di un credito di carbonio che ad oggi rappresenta una nuova risorsa per combattere la crisi climatica. Secondo i dati, infatti, circa l'8% delle emissioni di anidride carbonica provengono dal settore primario. Di questo si è parlato nel convegno tenuto da CIA Padova, che ha voluto analizzare le conseguenze che questo progetto avrebbe sul mondo dell'agricoltura. Non è tutto oro ciò che luccica. I crediti, infatti, ancora non regolamentati, rischiano di essere più un'illusione che un effettivo sostegno per gli agricoltori. L'incontro ha quindi messo al primo posto la loro importanza e benessere tra bilanci passati e nuove prospettive. Abbiamo comunque un'agricoltura che è maggiormente sostenibile rispetto al passato, i numeri lo dimostrano, i dati lo dimostrano, dobbiamo continuare a lavorare in questo senso, possiamo migliorarci ulteriormente e ancora meglio se questo lavoro che mettiamo in campo da qui in avanti magari ci potesse anche essere in minima parte retribuito. Il 2026 sarà un anno decisivo perché dovrebbero partire le certificazioni su base volontaria e qui occorrerà fare, divulgazione, non solo la politica ma anche noi come corpi intermedi, fare una corretta divulgazione su quelle che saranno da un lato le regole del gioco e ovviamente, come dicevo prima, costi-benefici, perché non tutte le aziende agricole, non tutti gli agricoltori saranno nelle condizioni di poter disporre di questi strumenti. I crediti di carbonio permetterebbero agli agricoltori di guadagnare denaro o ottenere sgravi attraverso pratiche agricole che riducono le emissioni di gas serra. Un incentivo per aiutare le diverse aziende a ridurre l'impatto ambientale, che però necessita del supporto anche da parte della politica. Il mondo politico può agire innanzitutto definendo quello che è uno schema nazionale. C'è una normativa europea che determina i caratteri generali, molti Stati membri hanno già adottato dei loro schemi, l'Italia ne deve adottare uno, dopodiché serviranno ovviamente tutti i sistemi di certificazione, ma serve una sorta di disciplinare di schema che ci dica quali sono le attività e le operazioni da fare per ottenere questi crediti di carbonio. Al lato pratico però la questione non è così semplice. Nonostante i molti progetti in programma, infatti, sono ancora tante le sfide da affrontare, tra burocrazia e compensi ancora da stabilire. I prezzi dei crediti di carbonio sono molto volatili, dipendono dalle condizioni di transazione. A livello europeo i prezzi che si riescono a spuntare adesso per una tonnellata di CO2 equivalente stoccata o non emessa variano fra i 30 euro e si arriva fino ai 500 euro a tonnellata, ma 500 euro in casi rarissimi, di particolarissime in pratiche di gestione agricola che però sono molto care, quindi l'agricoltore deve spendere molto per farle.